Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. In tutta questa puntata di questa trasmissione Maistus e ho tenuto la possibilità di conoscere meda Maistus di diverse arti di questa Sardegna. Oggi si tiene pregeri di Sisighiri e usa conoscere meglio su un maestro Vannu che traballa in vestimenta, in costumi sardos, in ceragios, con notu meda e famauta e su collaborazioni con meda gruppo folcloristico, Ciccadorisi e tutto poi è uno dei sartos dei maestri Vannu più apprezzati in Sardegna. Ignazio Sanna Fancello è usato via in questa puntata e si ha portato in questo laboratorio dopo una meta particolare, poi è una domo di Spanto, una domo antica in Ceragio, Sabilla e Totto di Ignazio Sanna Fancello, e questa è domo Ligas, è una domo antica e in un aposento di questa domo è registrato questa puntata con due allievi di Ignazio Sanna Fancello. E Ignazio Sanna ha vinto il premio Manos de Oro, poi ti ha detto come ti sapunao un maestro Vannu famao e su fai ricostruzioni di questi vestiti antichi, fai de 40 anni di cicca di questo traballo, ma sa raccontare tutto in questa puntata quando i 78 a contare ai giovani che imparano a conoscere questa bella arte antica del suo maestro Vannu, poi costume sardos. Andavo a sapere questa puntata del suo maestro Ignazio Sanna Fancello. E dunque entrato in questo mondo di spanto, queste cose belle che si conosce bene oggi, e i vestiti sardos, grazie a questo maestro Vannu, Ignazio Sanna. Saluti e grazie per questo attovio che mi ha concesso. E dunque ha un mondo bello, questo dei vestiti, dei prendas della terra cosa nostra. E come te che tu sei arrivato a lavorare, a conoscere, a entrare in questo mondo? È una cosa di famiglia? Hai studiato, hai cominciato? Come te nasce questa? Beh, in domo, che sono dei costumi sardos, è sempre stato un argomento importante, un argomento finza de dolo. Poiché de dolo poiché ogni volta che siano di questa cosa non va come mi commuovo e mi emoziono. Poiché su primo ricordo che tengo del costume sardos è quando mamma annauga su costume della mamma si dia bendio po' bisogno. Po' bisogno perché mamma è stata orfana di pitichedda, tenia 2 anni quando è morta sa mamma e 4 quando è morto suo babbo. E quando di serbia si va su isa roba, poi si goiai, si via bendi a suo costume. Ed è questa cosa non si temo mai baliata. È sempre remonemo questa cosa, porta si bendi a suo costume, porta su costume, pomedasa, è importante commenti su sangunao. Su costume, bella questa cosa. Su costume identitario. Certo. De su costume uno comprendia da sua famiglia, chi via da una famiglia facoltosa, certo. Chi via da gente che traballava in terra, si comprendia da quando, certo. Quando uno come si vestia. Certo. Quindi su costume è identitario, andata de pari passo con sa famiglia, con su sangunao. E su dessi mancava su costume in domo. Questa cosa mi... Ecco, tu però, Ignazio, tu sei ceragino, non ceragino, però la famiglia tua di dove arriva? Allora,
o meglio, inzandosu. Babbo e mamma si punti con nottosu a Desolo. Poi babbo via da uno commerciante. Castanzeri. Finza canza, babbo vendi a Turroni. Ah, vendi a Turroni. Cioè, turronaio. Però da imparare a Desolo. Si punti con nottosu con mamma e pensa che sa di del suo viaggio a nozze. E stato proprio a Ceragiusu. E su punti begnusu aveva a Ceragiusu, poi ci viene già parentesi sennoresusu. Sa bida de babbo, de sennori, che veniva in capitano per ben di sollo. Ah, che cosa bella. E babbo va a questo traballo. Poi si andava a Desolo, con la tua mamma, e decido di venire a ponni famiglia in Ceragiusu. Ecco, però tu a Snau hai cominciato un domo con questa storia, il suo costume e tutto canto, però quando è che hai cominciato a diaderos, ad appassionare, a tenere gana di vai sagicca in questa storia di vestimenta, a cominciare a traballare, a fare su maestro vanni, a brodadori. Quando è cominciato tutto questo? Questa passione per il costume c'è sempre stata, però Deo, seu cresciu fraghendi in iscarascius de sargestia. Deo devi piedu, per esempio, fatto su chericchetto, e mi vorrà scorrovonare in iscarascius, intendi questo frago, questo profumo della roba antica. E mi pone a castiare come ti innamorato di bere questo ricamo, questa rosa che parianta il ricamo di oro, come tu verianta brillante con i stiari, casa. E questa passione proprio nasce castiendi questa meraviglia. E immagina che Deo non ha più mai dentro una maista. Poi in Ceragiusu ci via Sabonanima e Vedora, suttima, suttima chi ha fatto questo Fedora mestiere. Puzzo, che è bello, che in noi c'è un gruppo, un assozio, tutto dedicato a essa, a di spendio sa vita e tutto, per questo mondo dei costumi e tradizioni cosa nostra. Dunque è bello che certo, gruppo dei Ceragiusu. Dopo io torrei grazie a Fedora, perché siete una pioniera proprio di questa bellezza dei costumi. Però di dopo torrei grazie pure, poi a Fedora, quando la prima volta che avevo un improdotto fatto da me, mi vengo fatto così va solo, questo uno serenico, la prima cosa che mi andavo, dopo una vedora e mi pare di un sacco a coddo. Oi. È giusto e tenere a regione. Tenere a regione. Non a suscienti, chi bene a imparare e ti domandano questa cosa, non devi mai vai con gratulazioni, chi non è saberità, anzi, tu devi invogliare, si sbaglia, dai, ci impara. Invogliare a fare sempre meglio. E Dio è contento di una cosa, che questo scientisi, quando si nata il maestro supera l'allievo supera il maestro, è vero. È vero. No, è una questione di scienze, noi ci funti. Dus piccioccusu, bravo piccioccusu, perché mi pare che punti già da ballando bene in meda, e chi bene in noi siamo in un apposento che noi proprio sul laboratorio cosa tua, poi sta disposta, certo. Andas in ogni luogo in Sardegna. Fai corso, certo. Dopo esistere Ignazio Sanna Fancello, hanno questa abilità completo di aici, su nomini con su sangunao, e isso è di adesso un maestro vanno che sul riferimento è tutto, poi tutta Sardegna, poi il gruppo folclorico, su questa gente appassionata, pochini agatta da cose storiche, se manca di fotografia, so a Rogos Beccios, e ti zerri ante tu vai di consulenza, e torri a Bogaia a Pillo a costruire, insomma, uno c'ha come negozio. Sì. Però tenisi, stava senza lavoro, imparai, vai a conoscere ai giovani questo mondo bello. E poi ci sono due spicciocchi che lavorano in noi con toi. Contami un po' con isso. Intanto si presento Marfiore e Castedaio. Fai prima dici Castedaio. E poi il suo traballo è appassionato del suo costume Castedaio. Poi c'è Andrea Ciccu, che invece è mareso. E c'è una cosa che si accomuna, questa cosa che è su puro
anticumenzau operendi scarascio de Grecia. Ma dai, bella, bella questa Operendi scarascio de Grecia è la prima cosa che imparavo, Andrea specialmente, che è proprio bravo in suo lavoro che vai, in noi sarti del sabrodo è importante, amara funti hanno mena il ricamuso de ventali, si busciacasa. Tutto. È tutto un seda e questo traballo amara fia sparessendi. Ah. Non ci devia pruzzo gente che vai a questo traballo. Issa attento, sa fortuna de conosci is anzianas che ancora traballanta quest'arti pagosu e non funtitesa gelosa se danti trasmitti questa passione. E poi con tu stare perfezionando. Sì, banda, certo, no? certo. Domandanta, noi gatta isa robasa, certa tecnica che manca decisa arribau sempre castiendi. Cose antiche, ma io pure funti meda, sei contento di questa, veramente contento. No, prima di cominciare questa lezione di oggi, può dire commenti tui, itta di snaras, a spicciocco che traballata con tui, commenti comprenditi, come si fa di questo traballo, questo mestiere. Mi ha da piacere, sicuramente appunto di vedere che Naso Cancello è sul riferimento per tutta la Sardegna, ma noi scetti, commenti relatori, maestre vanno, ma organizzata un montone di cose, mostra, bella, traballo su ogni luogo. A me mi piace da ricordare e poi di un quadrauso questo diploma bello che tanti donavo in Ittiri, sì. Ignazio Sanna Fancello, Manos de Oro, premio Manos de Oro. E ti has fatto in Ittiri tu? Ma devo pure questa fortuna, pote importanti, devo donare sempre ai supuru, dopesi, collaborai, non si dopesi serrai, dopesi su chi imparai di dopesi bonni in comunicazione con i altri. E tu con Ittiri ti has con Ittiri appunto questa fortuna devo in prima de conosci un grande ricercatore, archeologo, che traballa con i costumi, poi sta traballata in suo museo Giovanni Sanna, Gianmario De Marti, professor Gianmario De Marti, un illuminario con me. Sì, sì, sì. È stato uno che... Hai sul referente scientifico del suo gruppo Ittiri Cannello. Sì, sì, ma non solo. No, certo, no, non hai. Ha scritto in ogni libro in questione da costume c'è sempre un articolo su. È una persona che conosce un varo. È un varo. Isso sa dottoressa Gerolana Cartamantiglia, Franca Rosa Conto, tutta gente che conosce su esteti importanti e poi tanti fatti contribuiu a espandi su chi conosci antissimo. Poi che uno questa scienza ti dà quanta e poi c'è gente gelosa che non fa bene manco sul ricamo e questo è sbagliato. Questo specie che tu assettauso. Infatti abbiamo fatto questa trasmissione che si è maestro proprio poeta, non si può uscire commenti, cifunti, persone che hanno questa bella generosità di fai conoscere ai giovani, ai altri, tutto ciò che è scientifico. E dunque questa è una moda, una maniera può continuare questa bella tradizione e tutto quanto. E dunque questa è questa cosa. E noi teniamo un montone di cose belle e dopo andavo a scrucoliare, con questa telecamera e di più tu ti raccontai tutto ciò. Certo. Però a me mi da piacere di avere, siccome uno sa fare a brodo con questo filo a rubi e tutto quanto, sa sta cosendo, non uscita sta facendo. Cominciamo su una parte di lezione, come te, Ignazio Sanna, fai conoscere ai giovani, ai scienziati cosa sua, questo mondo bello dei costumi, dei vestimenti a sardas. Allora, io tengo un ricordo dei becci ma Stefano che ci viene tanceraggios, che teniano operai che hanno imparato gratis, però non dobbiamo imparare su castiendi, non fia su maestro ad imparare, no, dobbiamo castiare. E su chi non ha visto, Bosato dopo
castiai tutto. Anche come ti dico su di Italia, tutto. Devi imparare. Poi è importante apprendi su chi binti. E in moi, dusu invito, avvenni a fare una vestizione di gusto vestire che deu seu Questo cosendi. da sfatto tutto tu? Questo è un costume che si accabendi, è un costume ceregino, di gusto... Ma di dove ti dà poco questo? Allora, di gusto una quarantina di anni fa ci divia scelto un esemplare. E non fia conosciuto un ceraggio, poi si via Pedro, si ziriada fia dessa media borghesia, nara osaici, e si ziriada su costume di Amureu. Ah, sì. Di Amureu, poi Amureu bene di su vuedo tessile moaer, sardizzao Amureu. E su moaer ci vianta gunnedda savata di Amureu o de seda, quindi tutto questa gunnedda de seda si rianta vestiti di Amureu, costume di Amureu. Questa è una ricostruzione che ha provato con sa roba tornata a Tessi, tottuna a Santiga. Quindi, tornavo a fare, poi è importante, tutta questa procedura che c'è, palasa, intrusu, e tocca da Dugastia perfettamente, poi dovrai a fare possibilmente tuttuno. E noi si usa da poi su dei ventali, o no? Certo, ecco. No, è una grossità di mia. Allora, questo costume, in questa maniera si poteva vestire finza questo è sempre in seda? Sempre in seda. E te cosa bella. Bello, eleganti. Pensa che questo costume, sono originali, è stato diviso con i altri parentesi. E quindi uno si deve piegare una gunnedda, uno si deve piegare su dei ventali. Ed è stato tornato a comporre. Però, sono originali, Sameri, e quando si vede, da imparare si goiai, sceu tutto su, poi è importante questo lavoro, comprendi e segnai tutto a chi ne appartengono, sanno che si è coiata, poi datai. Poi tu hai una cosa bella prima, che questo costume è sanguinao, è famiglia, dunque ognuno di questa vestimenta ha bivio con sa persona e tutto, dunque da tenere una storia che è troppo bella, non si può ignorare. Ed è un sempre. Io tengo questa, ma io sono puro, poi ti appassionato, quando capita, io su visi bene, e funti sempre fragando questa roba, poi funti appassionato, proprio, in i vestirisi, chi uno è attento, chi è sensibile, funti i vestiti santi punto a manciausu del ricordo, de storia, de passione, de sentimento. Quando una poi si pone su vestire così cogliai, è contenta. Certo. Su vestire sta mancia da de gusta contentezza. E chi ne è attento, a me mi succede devo indaccato. Pare che stionanta. Devo rilasso, poi a fare questa lezione cosa tua, con i picciocchi, con questo coprispalla, come si dice in italiano, ma in sadore è un ciponeddu, un ciponi, è stato possibile a Dodorai a costruire, a fare, grazie a sa testimonianza de sa villola. Poi, essendo nieddu, sa Mary, quando si vede infiudata, ha continuato a dovonni e si incidente interrao. Quindi, però, se usandavo su un camposanto, a cercare in fotografie se non si vede bene questo ciponeddu. E tramite appunto sa descrizione che si è fatto sa Mary, è stato possibile, e con questa tecnica dei ciponeddu del suo periodo, poi appunto dottunus. Questo è te, a capo del 800, questa seconda parte del 800. Sì, fine 800. Tieni un paghetto di moda europea, un paghetto di moda. Infatti, nell'ultimo periodo si è imparato finza da solo, fuori dai ventali.
Questo c'è tutto il setto bocau del suo modello originale. Questa spiega se da fai come con super brenciaio Sì. o andata così a No, questa prima si va in spiegasa, mannasa, poi si Tutto rimpiccioli così. centinoi, s'accorranta, impero questo termine, accorrai, poi da pagattando in uno testamento, Ah. in cui narrata che sa roba, grinzia, non una grinzia invece viene da accorrada. Accorrada. Come tenere accorrada, ispuddas Come ti accorradas. stuggiano a sagonna di Abodrao, hanno tutto accodrato. Però su termini accorrao, non dus un peraso, ispuddas appunto accorradas, raggruppate. Sì. Quindi venianta prenciata prima e poi questo, poi è andata con un muccatore seda. Questo è un muccatore stampato? Questo è un muccatore seda già è pronto a damascao. Damascao. E non ci hai fatto nulla. No, questo è un traballo, muccatore. è sta ici. Questo è sta ici. Questo è andata ici, poi si va a alza su frocco e poi ci è andata finza su scialle seda in pizzoso. In pizzoso. A posto? Isso so, dipende come tornavo tu, castiai, ascoltai, fai, fatteriai, tutto questo che vai tu. Ma deve, ma voglio uscire, commenti, mancai se tu contai a isso, Sì. commenti che tu arrivi a tornare a fare un vestire, mancai di una fotografia, di una tavola, di un dipinto, di una... Allora, Deu, quando mi sa ci su settotto, usciti. E questa cosa mi pare che ti domanda da tutto il gruppo su canna gatta. Ma si faccia un esempio. Deu sei quasi più di 40 anni che Deu sei andato curioso a intervistare, prima di tutto, i beciteddas de Grecia. Conoscendo me, che avevo ciò che è di Grecia, mi orienta a scarascius. Come ti succede a isso? Isso ancora in Mara è conosciuto e grazie a suo traballo che vai di tutto i beciteddas bionanta ampramano po risu scarascius e studiai in tutto su che c'è sta in la documentazione che esiste dove dunque se no come ti mi è capitato da sotta di agattai di avere dubbioso poi taceragius essendo in Campidano è stesso sempre un porto di mare andate in gutto gente di ogni abita, casti a babba e mamma che avuto begni a noi e babba e mamma si potevano portare su questo medesimo e chi uno dopo 50 anni, 100 anni agatta su questo medesimo narra questo è su questo muceregino chi uno non è abizzo a comprendere in Castello mi ricordo quando avevo ciocchetti tengo proprio 60 anni ci viene un scanto femminas che bestienta con questo medesimo. Sì. E dunque, però bestienta a Castello e bestienta a Ici. Certo. Ogni a dire. Sì. Dunque, non è che Castello bestienta a Ici. Mi più di un'otta a scorrovare in scarascius e agattai cose che mi meravigliamo che abbiamo cereginas. E noi agattau in suo studio che ha provato dopo, in uno forse è uno dei spezzi più antichi del suo reparto etnografico, poi noi agattau con uno gosso del ceregino, delle... Pare una cosa locutoresa questa. E invece è della seconda metà del suo 700. Ma Deo casti questa cosa no, va, da pagata tanceragius, depende che è un strangio, però questo casta legis sa storia di questa famiglia nasa, questo con cereginus, sempre cereginus, de generazione, come ti è proprio questa cosa no? Allora, e aspetta, chi non no, c'è una rama di no, c'è proprio intro. come ti ci fessi ferro. Ah, ferro, no. Poi dal locutore ci può in saprama, no? Saprama, e proprio su busto rigido, non su inceraccio, su sostenere più semplice. Però si agatta con questa cosa, ma noi, quando andiamo a fare studios, chi tenesse la possibilità di castiare
su quadro che c'è in quattro di Maria Pira, se questi rendi del suo primo Settecento, su fine 600, primo 700, e si ha una cosa ici. È importante, ma non scetti poi da pagatao Deo, ma da gatao su finza in isi stampasa. Certo. Fai bene a delle camere, ecco, ici. Sì, ma questa cosa di importo, cari esti, medas antitorravo a costruire, a rifare su stumo, questo dipinto che hanno due, de guardia, tutto quanto mi hanno fatto danno. Dunque si tocca a fare in questa maniera che uno, quando torna a fare una vestimenta, di una fotografia, di un dipinto, tutto quanto, tocca da tenere conca, tocca da studiare. Intanto noi ci a pensare con due occhi. Quando è una importante sa condivisione, è importante poi Taddeo mi informo con un altro su che c'è posto studio in questa stampa, in questa ricostruzione che tu ti vendi. Ma un'altra cosa che mi ha fatto pensare a originalità di questa cosa, infatti domandai se sono s'aggiuto, chi mi smonta da suo manichino. Potete poi avere un altro studio che si vende, uno dei stanti, potete cercando di ricostruire, poi ha pagato una cosa ici, e poi ha pagato, questo è. Quest'altro, che non è, ma questo è il locutorese. È cosa sennorese? No, questa è una cosa sennorese. No. No. Questo da pagare un ceraggio, c'è tutto. È stato agattato, più che altro mi danti donau, ma è campidanese proprio. Questo è Moddi o è Tostano? No, questo è Promoddi. Ma Deo, uno narra, ma è possibile che questa cosa sia una cosa troppo bella, chiesa campidanesa? È Torraso. Ecco, poi da dire Marco. Nella collezione Luzietti, donne campidanesi, tottuno. Sì. Uno che noi è attento, narra, ma questa cosa non è sacra, dei nuiesti, donne campidanesi. Ma noi scetti gusto, poi vai un'attenta ricostruzione, dopo andai a fare una commenti sul Vangelo, uno legge di un argomento, ed è pentitorai però contato dei dottos quattro evangelistas, quindi non di Deneus uno, di Deneus dusu e di Deneus tresi. Poi tra noi c'è un atto di matrimonio, adesso 1812 e noi c'è non menada questo pezzo su tottuno commenti mai approvato tottuno a potanara gonna di brocato rosso e oro è scritto in spagnolo quindi e dunque da questa è una prova per commenti si torna da fare commenti si può tornare a fare uno costume. Deus invito a aspetta che Dio mi pongo noi a introspetto, ecco qua. Su. Che poi non è stato che uno vardalino. Uno vardalino de brocao, rosso e blu. Ma sa cosa importante, rosso e oro, sa cosa importante, che come ti posso dire, attenzione che ci scude su vardalino, no? Sì, uno vardalino in effetti è uno vardalino. Che su? Ma sa cosa, sa bettio che mi pongo Deo, è su di andai, quando faccio una ricostruzione, a cercare materiale d'epoca. Su vardalino bene da vardetta, no? Come terminologia? Sì, una vardetta. Una vardetta. Questa è ma su brocao, non è un brocao comporao moi, è a roba del fine 700. Fine 700. Un brocao rosso e oro di fine 700. Questo di andare arriba da questo è stato comprato in Spagna. In Spagna. Poi te non si conosceva questo Vardallino dei Pauri, che fonti birdi, sanno. E questo invece è cosa comprata in Veneto, mi pare da Venezia. Non sì. Sanno 50 su 900, mi pare. E anche tornavo a fare questa è una prova che si vendi. Questa è una cosa troppo bella, di spanto, Ma de gusta ricostruzione di vendi meda, ma poi in tanti vota
mi sono posto a studiare e in i documenti che ha pagato anche Ragius. Che punto importante, in noi era proprio una gonna di broccato rosso e oro, dello stesso periodo. Ah, cosa si capita da Icci? Come ti mai c'è questa moda di serrai? Poi chi si più in questa maniera capita a tutti. Poi tu stringi in noi e certo. capita a tutti. Uno può dire slangicare, può dire ingrassare e di doppia capi E sempre. noi si serra da Icci? E noi si serra da Icci e... E noi ci anda su davanti? Certo. Sempre in sa descrizione che va di noi, sempre in spagnolo, narada un dalantal de tessuto negro guarnito de randa de oro. Ah. Quindi, torrauso a castiare si immagini, un dalantal de tessuto negro guarnito de randa de oro. Tutta randa. Sa randa de oro è un pizzo d'oro. È questo, no? È bello di adero su questo, Su cosa non è questo? No, certo, questo è l'esatta vestimenta che Mo devo farci una prova. A Posato si sta andando bene, non si è fatto fare ancora nulla, Dunque sa. Quindi torraso c'è un altro cosso, che a noi non c'è. Però torraso, ma è questo dubbioso in sa stampa, è importante, ma proprio che tu castiai attentamente, vince sa doppia passata de trina, i buttoni in noi, funti tottunus, e noi dessa misura sua, poi doppia serrai, poi un'altra cosa ancora, che non devo mai agattata in sa roba de Sottogentus, esti questa specie de vascetta, noi ci andata, infatti se ho ancora costruito da pala, c'è una scruffia tipo sa che imperante in castello, certo. Poi tieni di questa specie poi con gli spilo poi tieni di questa specie de cerchietto, però questo è sparissimo, non sei mai più agattato in moda ottocentesca, però quando torresi a fare una ricostruzione, dopo tieni in considerazione, tutta questa ricostruzione e che è possibile, come in Taponau, poi Vangelos, quattro testimonianze, appunto, non sono di teneso, già una, d'uso e poi su lascito, certo. non me ne da tutta questa cosa, ma de gustas atti di matrimonio o mi è capitato che uno sceglie queste cose e come quando tu andas anche su Mestevanno di Narasa voglio una gonna di questa stoffa a misura così, con la balza così, ha pagato un documento, è stata una vura che c'è stata in Ceragios in vicino de Gresa sul 1813 e noi furono in domo di un notaio, quindi gente ricca. Ma la cosa importante è in primis che in sa testimonianza de sa vura sa Mary non menata attentamente come è fatto su bistiri, quindi Dante vorrà in pruso seria da testimoniare sa mai Stevan chi da fatto su bistiri, quindi è pruso attenta ancora che non la vinza sa potretta via da Icci asutta via fatta con custadela, quindi è impossibile a sbagliare, ma in sa propria maniera chi deve legge questa cosa pozzo tornare a fare su bistiri come che invece venendo una in questo momento a minare fammi da Icci a Icci. Certo, però
come è una prima, esigenze di pesticidi che potrrai a fare una vestimenta, tocca da bere, a fare tutto il passaggio, controllare prude una borda, donare attenzione, vedi cali via da sa tecnica e tutto che si usa da usare in 700, in 800 e sta ici. Ma io su punti stetti sono meno brusabili da me. Forse si brusa sotto pure, poi io su spiao. Potete non riesce a mi agguantare nulla, ma di questa ricostruzione e di questa e di tanta altra che sono vendi proprio bogata di documenti, appena è pronto tutto per fare una grande mostra, isso anti fatto sa propria maniera. Tutte e due, bessiu di questa sargestia, si punta a fare parte di un gruppo folcloristico. Come succede con me. Io donavo sempre, io sono stato uno dei primi che rappresentiamo Geragius, andiamo in ogni parte sul mondo con il suo gruppo folcloristico, però abbiamo un vestito di scena, non fia su costume usato. Certo. E fi ha fatto materiali fatti male, fatto male con materiali proprio scadenti, e ancora ci diventa il gruppo 10, però per fortuna ci diventa il gruppo veramente che mi divrege di questo. E questo punti stetti, il sudosu, ma ci diventa altro su che traballano in i danzoro. E punti stetti, tutti e due hanno fatto il gruppo folcloristico. E tutti e due hanno fatto il suo pensamento. Ma su che sono bistendi? Via da ici. Si fa su noi Omar, che ha sempre visto il suo gruppo da Castello, e su Burla da Cattao forse curiosità a noi, ma fiadaici su costume. E quanto ottas a bussau ad uomo e ha cominciato il suo buru a castiare stampas antigas e a cercare de comprendi chi su chi bestia da via di Aici. E andavo il suburo a cercare in testamentos e si punti scurvettas. Fai da bene questa fotografia. Si punti scurvettas cosa noas, cosa che non si cianta. E standau a Roma in noi cesti su Serenico, su Gabano, come si diceva originali. E stai che sul Museo delle Tradizioni Popolari. E stai che è fatto su... E alcuni si andati bocavo a pillo, poi tutto il costume scasteddai, hanno fatto Silisso, mi pare, ha fatto una stampa, i costumi ritrovati, una cosa troppo bella, questa è una cosa troppo bella. Devo scasteddaio, dunque avevo messo una cosa... Appunto, Savotuna tramite un'amica che ha questo costume, punta a ribaso a Nuoro, devo scastiaia, in trasutta, e punto fortuna sa che quando uno si agatta a scroccolare queste cose, ponoso è meglio di vincere su tutto calcio. Beh, chi tieni questa sorte, tieni questa possibilità di fare questo traballo. Quindi Omar si è posto, accettato. Tu teni pure una fotografia di una femmina, mi pare, Casteddai, no? Questa. Questa è una stampa del Gessa. Bella questa. Un'altra maniera di vestire in Castello. Certo. Quindi chi ti ha fatto questo? A comprendio. Strano per arremangare, sì. Sta arremangare, no? A comprendio, infatti se moi tornando a fare questo costume, a comprendio che i tagli sartoriali non torranta. Come sa gianta in corpus, non fia contento. Quindi se posto a domandare a Castiao Calivia in giro su Saria che tirata, di questa gente che, di questo, pensa collega, casi punti posto in gioco e antitorrao a spendi, poi uno che si pone a torrare a fare un costume ex novo, con a roba importante, poi quando uno narra da su Vordalino de birre o de Paoli, non fia potottus. Fiabo sa gente benestante. Non ci costa pago, quindi, questo è broccato. Pensa che mi pare che io tornavo a fare il costume su cui tante pegavano un sciucanto della regione sarda.
e è entrato dentro questo finanziamento, un andavo a ordinare questa stoffa, mi pare da Venezia, se non mi ricordo male, e dunque se in cui si pogava fuori 4 o 5 fardallini. Però, e poi da casa, e su velo, non puoi andare a piegare velo a metraggio certo. di tendina del gabinetto, certo. e ci punti tutte queste cose. Certo. Io mi da sotto amagato finza a essere antipatico. Però è meglio, sa gente non si deve offendere quando dinao, Omar, questa manica non ti sa già bene a pizzo, e poi non ti sa bene. Poi questa manica non è fatta antica, e ad imparare. E dubbi di mo isso quando si prova da insomma manichino, quando è tutta un'altra qualità e bellezza in su. E mo si offendi. E te hai questo traballo che si offendi? Una vacchina, ecco qua. Ecco. Non sono abituati ad avere rubia, però è importante, intanto sa roba che si impera, e poi sa qualità di questa manica, cala tutta un'altra cosa, Denidi. Sa roba deve essere aderenti. Ma ripeti questa? No, esti un fustagno. Fustagno, bene. Non so se sono abituati a avere costumi che capita a tutti. E capita a me che sono grasso, adesso che mi arrivo, non deve essere reci. Questo costume deve assaggiare bene. Certo. Deve essere fatto su misura, deve proprio grazzare bene. È importante. Dunque sta poi fuori questa modalità. Poi Moi ha fatto scetti sabati di appizzo. Sui scaroli a centro. No, oggi sta abbastanza innanzi senza ricostruzione del costume. Bene. E dunque, c'è una cosa di grezza, te mi vuoi fare bene? Allora, tu hai questionato, mi piace in mera questa cosa, poi ti ci punti in mera modello su stoffa. Allora, infatti, moi questionato tu a Nau, che hai su 78 e tu hai cominciato a scoccogliare, a scalare. Io su accettuto, è sempre traballato in Cresia, fendo su Sarghestano, moi, finza in Cresia, quindi tenedi motivo e occasioni di scorrofonare in iscarascius e di castiare come è fatta certa cosa. Però, tornando a suo conto, i sardus hanno imparato proprio de sparamento sacros. E in Cavesuso ci viene in mongias che hanno imparato a spicciocas a si va a scorrito ricamaus e sa proprio cosa succede a noi. Funti mongias che hanno imparato sul ricamo a Santiga, poi il costume antico sul 700, sul ricamo è meda primitivo, non è sti bello commenti bieso moi, questo ricamo su. Te, cosa un muccadone, un sciallo, una gonna, questo è uno dei ventali mareso. Il ricamo su funti tutto desistolas, de sparamento, ma però funti sempre frorisi o agina, questa cosa. Questo invece sa sempre a sa maniera maresa. Con questa tecnica, che è praticamente uno filo di oro, passato e così, e dubbioso, dopo portare un esempio di un vestiretto di una Madonna, fatta a propria maniera. Con questa tecnica de gusto su tasce, si zerriada, che veniva firmato con su vilasuta. Sa proprio cosa che ha fatto questo. È un traballo umano. Un traballo di pazienza. Poi quando esti curioso su sa roba è difficile de dorraia ma è tutta questa cosa tutta fatta a mano libera, sa brodatura, cioè non c'è un disegno, tutto che no, c'è un disegno di sottofondo, ecco. e che praticamente in su no, che è chiaro la stoffa stampata, no? E poi a pizzo su no, bisi. Certo, c'è stato, per forza se tu devi fare un disegno in modo che i suoi prenditi con questa seda. Anda bene. Seda e vetrinus, paillettes, e noi accettuto
è importante, sa propria maniera, tutto questa strinasa, non do serraso a ventallo, funti trinasa, questa prumanna a colore prata c'è in mantiglia Castello. Certo. Fianta costosissima, sa, proprio... No, pesanti in meta poi, come punti bello, sa... Poi fianta vatus sempre a sa maniera del tombolo, Sì. e fianta dessia sa non del serraso a randa. A Randa de Vratta, Sì, sì. commenta in arada in questo documento dell'antal de tessuto negro con su randa de oro. Sì, 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 sì. Fianta costosa, questa porta su filo fia di oro e seda, quindi il costume su tenente una certa Ma importanza. oggi è tutto che fa una cosa ci vuole di un sciacquamano di naio. Ma chimini. Ma chimini, scetti. Ma chimini. Infatti è bella questa cosa, perché Ma chi? Diaderus, chi ne fa questo traballo, commenta in naso, commenta questo spicciocco, Diaderus è De Maccus, è proprio una cosa, a parte sa professione, tutto canto, però Diaderus è De Maccus, a spendi tutto questo dinai con cose che poi immagina, accanto, intanto andai ad agattai a roba che non estetti a mai traballata, a roba che non estetti a mai traballata, e noi siamo questione del broccao di oro, broccao di seda e di oro, non è plastica come si sa che bieso moi, è costo su... Noi cosa avevo tu di vanus, no? Devo più mera di questa cosa in questo anno. Su broccao a gravello, su fianta... Questa è una cosa di adesso su dei spanto, No, e questa è 1885. Questa è cosa becciameda. 1885, ma ti do con certezza, ci puoi in su chi va su Deo, noi scetti andai a cercare sa roba, ma a comprendi, poi pare che questa cosa mi sigli, che mi cichendi, commenti su sedio. Commenti su serio, tutto il documento su litteras di un grande negozio che ci vede in Castello, del su Barone Rossi, che è un grande negozio fai bene questo. Questo è su campionario, campionario de sa roba che vendianta 1844. Su campionario. E questo via da un negozio in Castello. In Castello. In Castello. Però questa cosa bella che poteva unire, sì, in una bidda compra sa proprio stoffa e tutto quanto, ma su traballo è diverso. Dunque ogni costume, ogni qualità cambia da mancare i denti sa proprio stoffa, però è completamente differente. Però devo fare un altro esempio. Chi devo agatto in un documento che mi narra delantal negro con surranda de oro oppure gonna di seta celeste o in stampa antica che usa gattato sul 1850 riferia sul 1850, come ti via da questa roba che bio a colore in questa stampa, come ti via questa roba sul 1850? Questa è una testimonianza importante, perché io tengo questa gradazione di questa roba azzurra e poi comprendi su colori che via da. Certo. Bella questa cosa, questa è importantissima tutta questa... Insomma, io più uno sciacquamane cosa, e comprendo commenti si deve fare sa circa, come si deve tornare a costruire vestimenta, sa serietà, sa attenzioni e tutte queste cose però, che da fare. Di questa cosa noi ti has fatto una stampa. No, mi è capitato, me da sotto de vai convegni su di queste cose e ho fatto una sorta di studio come ricostruzione di un ambito tradizionale. Fai dubbi di vacumare, noi, aspetta che noi c'è sa plastica, dunque queste sa ricostruzioni e ci punti tutto straballo su che tu hai fatto, no? Sì, con tutto questa è cosa fatta tutto dei due o cosa che ha cercato? Poi comprendi come ti via da una bodia, sa differenza dei scossi, di anno su un anno.
Poi non di tennis puro, non di ma tennis ha fatto uso. bere uno Sì. che ha fatto lui e uno antico, Allora, originale. Dove bere e poi a pago serraus pure con sta topio, poi ogni trasmissione deve durare mezz'ora, ma io mi stento sempre di bruso, poi ma questo è un mi incanta tutto. noi siamo questione di destra. Questa è cosa antica. Questo è antico, questo è il primo 1810-20 in brocao di oro. È diverso come è fatto. Questo è arriva da subito dopo su degustato che si può fare a Rubio, come in periodo. Però come è fatto? Esti in tre pattisi, così con questo vino di seda che accappiada. Sì. E deu a paugicao, uno brocao di oro del suo proprio periodo. E fatta sa propria tecnica. Sa propria tecnica. Quindi quando si nata un falso d'autore, poi da comprare a roba del suo proprio periodo. Certo. Sa propria tecnica, con sa vetta. Magari questa è una cosa troppo bella. Con sa vetta di seda. Ma veramente bella, questa cosa è troppo bella. Sta bravo questo. Anda bene. Beh, mi pare che noi oggi abbiamo un grande maestro, non ha fatto una bella in me, hanno a verità, però anda bene, c'è tutto poi di adesso, su teneri, giovani, scienziati, gente che è andata sul laboratorio cosa sua, poi imparare, poi conoscere, poi uscire, ma la cosa bella che mandiamo tu è con il gruppo, con la gente di tutta la Sardegna, in rete tu cioè, ti ci canta tutto, se no? Io mi spazio con questa cosa, mi pica da vele, quando bio, cosa che non deve intendere. E ogni tanto c'è male, sai che è proprio osso, come però tu ci si cambia, da sotto si pone da riflessione questa cosa, tu devi sbregungire uno, per non essere pressapocchista. Quando uno si vestia da Ici, e potete di nai. Tu non devi svincolare andando a comprare roba di mantagafos che assimbilla da questa cosa, ma manca canta, e Aici fa la propria figura. No, non è sta Aici. Mellus attenni costumus de popolanus, della indiana, ma quando ti bissi de Vordalino, su Vordalino devi dessi questo. Non scegli su Fordalino come andavo tu, su Mucadori, tutte queste cose che hanno si pone, devi intessi della propria qualità, che non è cosa devi. E poi c'è una cosa che è di importo, che quando uno visti su costume sardo, sta vestendo come una tradizione di una vita tutto, di una famiglia, di gente che da bivio, e dunque non è che si può inventare una cosa, a che non rappresenta nessuno. Dunque, basicamente uno si veste, si pone in una cosa, ma non sarebbe da nulla, poi noi di adero su una cosa, si è inventato, non sarebbe di adero su nulla. Si chiede da onestà culturale. Questa cosa bella che si viene sempre per lo spago di questo stanno. E ancora c'è gente... C'è, però sempre per lo spago, perché prima via da di adero su una cosa che non faria da anni questionare. Invece Aici a pago, la gente sta comprendendo che si è divisa da tenenti carabinieri, i sordaus e tutto quanto. Invece i vestimenta fonti, uno patrimonio, uno apparato vestimentario, la gente si vestiva in questa maniera, in questa moda, ma non fiata tutti uguali, si assimillanta, ma fiata uno differente dall'altro. E sta Aici o non è sta Aici? Certo. Dunque, se vuoi serrare questo topio, ti vuoi dire a questa gente de maestro e vanno, ti vuoi dire a suo pubblico che sta appassionato di questa cosa. Intanto che si convido a venire a acabare tutta questa collezione di questo documento che ha pagato te macchimini, perché c'è una spesa impensabile. Però è bello. Però è importante. È importante perché a cercare tu devi tornare a donare questa autenticità. È importante, ma ognuno deve tenere questa consapevolezza di donare lustro a questa vita sua. Perché Dio ha sempre, e tu mi intendi me da volta, che grazie a Deus. Deus gli ha permesso a Maria Melisi e a Giuseppe Siddi vivi su un ceragio su 1850-60. De dorrai a Benni a ceragio su matrimonio salargino.
ma custuso benedetto tu de Deus. Ianta essere convintos de sa catà inceragius. Ianta comprende che questi costumi vianta tottunus a ischimperanta su babba e sa mamma o a ischianta imparare su cose coiai. Io penso di no. Si lasciamo su di Aisci e torrendi grazie, sono scetti a tu, giovani, picciocco, su caponti di Adero bravo, tutti d'uso, mi ha fatto piacere a venire noi e tornavo grazie a questa famiglia lì. Sempre. Poi lui sei in noi sul laboratorio cosa tu sempre non c'era, sì, ma sì. in un'altra parte. Poi per questa registrazione si è venuto su noi, poi noi c'è stato un mondo bellissimo, proprio una domo. Gigi è sempre antica. ospitale. Sì, è stata una domo sempre antica, una domo storica, un discendenti di Adero su Montoni, è cosa bella e noi si è venuto su noi. Però non si sia attesi a me sul laboratorio cosa tua. Grazie a vosaltros, grazie a Diaderus, tornavo grazie a vosaltros che si chiuso, si fa piacere, sa chi bene, un'altra puntata con un'altra cosa bella, altro maestrus des artis antigas dessa terra nostra. Dunque a sibire con saluti. Arrivederci. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda. Imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.